Albero muore a Jesolo, Veronica Colla, 27 anni, l'incidente prima dell'alba, stava tornando da Bolzano dove gestiva un hotel con il fidanzato. L'inchiesta Palude, dopo oltre 3 mesi di carcere sono stati concessi gli arresti domiciliari e l'ex assessore comunale Renato Boraso. Intanto il sindaco Brugnaro, consigliato dal suo legale, si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'81enne straniero travolto ieri mattina da un treno tra la stazione di San Donà e Fossalta di Piave stava inseguendo il cagnolino che era scappato. Il presidente Zaia torna a ribadire il suo no ad un sito nucleare a Porto Marghera. Risponde a Tajani: non discutiamo la politica energetica del paese, ma dove fare le centrali in Veneto lo decidiamo noi. Dopo 3 anni di lavori le facciate della Basilica della Salute sono tornate a splendere. Oggi alla presenza del patriarca Francesco è stato presentato il risultato. È andata a far visita al marito defunto nel cimitero di Campalto quando ha sentito una voce cavernosa che l'ha spaventata. Una donna si è accorta che era un senzatetto rifugiato in un loculo. Un protocollo d'intesa siglato da Regione e Guardia di Finanza vigilerà sull'uso corretto delle decine di milioni di euro di contributi statali e comunitari stanziati per la pesca e l'acquacoltura del Veneto. Il telegiornale di Venezia, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dal sondaggio che Ring vi propone questa sera ed è incentrato sulla politica. Il tema è quello del terzo mandato. Secondo voi chi ci sarà? Questo è il quesito che vi pone il sondaggio di questa sera. La chiamata è allo 0422 16 26 691 0422 16 26 690 per rispondere. Come sempre l'esito del sondaggio sarà in onda questa sera nel corso della puntata. Ed apriamo con la cronaca, la tragica scomparsa di Veronica Colla, una giovane di 27 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino. Siamo in via Martin Luther King a Jesolo. Una rosa rossa è stata deposta sul tronco scorticato del pino marittimo contro cui ha perso la vita Veronica Colla. La giovane 27enne, mentre ricasava alle 4 del mattino, ha perso il controllo della sua Smart in via Martin Luther King e si è schiantata contro questo albero. L'impatto, avvenuto ad alta velocità, ha disintegrato l'auto e spezzato per sempre la vita della ragazza. Le prime informazioni indicano che si è trattato di una fuoriuscita autonoma senza il coinvolgimento di altri veicoli. Una decina di metri prima dell'impatto, la sua auto è salita inspiegabilmente sul cordolo che divide i 2 sensi di marcia. L'auto è poi, senza controllo, piombata sull'albero. Nessun segno di frenata è visibile sull'asfalto. È probabile che la ragazza abbia avuto un colpo di sonno o un malore che solo l'autopsia potrà stabilire. I vigili del fuoco e il personale del SUEM sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare Veronica, figlia di Roberto Colla, un noto agente immobiliare di Jesolo. La sua morte ha sconvolto i numerosi amici della ragazza che lavorava come barista in città e l'intera comunità di Jesolo. Una perdita per tutta la nostra comunità, noi ci stringiamo intorno alla famiglia. Sul posto i vigili urbani assieme ai carabinieri hanno messo in sicurezza l'auto, deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle prime luci dell'alba. Alcune persone, scosse per quanto accaduto, si sono fermate sul luogo dell'incidente per rendere omaggio alla giovane donna. Mi dispiace tantissimo per il fatto, perché tutti quanti abbiamo i figli. Veronica Colla lascia 2 sorelle gemelle, Giorgia e Gloria, e i genitori Sara e Roberto. La data del funerale sarà stabilita una volta che la salma verrà dissequestrata per le indagini in corso. Inchiesta Palude, dopo oltre 3 mesi di carcere ci sono gli arresti domiciliari per l'ex assessore comunale Renato Boraso. Intanto il sindaco Brugnaro, così come consigliato dal suo legale, si avvarrà della facoltà di non rispondere. È già da ieri pomeriggio sera che è nella propria abitazione. Dopo 113 giorni nel carcere padovano Due Palazzi, il giudice per le indagini preliminari ha concesso all'ex assessore comunale Renato Boraso gli arresti domiciliari come richiesto dal suo legale nei giorni scorsi. Il GIP ha accolto la nostra richiesta di modifica della misura cautelare, ha valorizzato il contributo fornito dal dottor Boraso nel corso dei vari interrogatori. Ovviamente c'è soddisfazione per l'adozione di un provvedimento che almeno io ritengo assolutamente coerente
con gli sviluppi del procedimento penale. L'avvocato Pauro aveva portato come motivazione per la richiesta dei domiciliari, per cui invece la procura aveva dato parere contrario, le 40 ore di interrogatorio sostenute nei mesi scorsi da Boraso e le sue complicate condizioni di salute. Una perizia disposta dal GIP infatti aveva evidenziato un importante rischio di infarto. Boraso era l'unico ancora in carcere dal 16 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta Palude. Intanto il sindaco Brugnaro non si presenterà in procura giovedì per rispondere alle domande dei sostituto procuratore che l'hanno convocato per interrogarlo. È stato il suo legale, l'avvocato Rampinelli, a consigliargli di avvalersi della facoltà di non rispondere. L'ho fatto, spiegato in un comunicato stampa, perché dopo la notifica dell'informazione di garanzia il dottor Brugnaro non ha potuto avere accesso a nessun atto delle indagini e non può orientare la propria difesa sulla base di quanto pubblicato fino ad oggi nei giornali, ha concluso. Il sindaco è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Palude in relazione a una presunta trattativa in merito ai pili, a cui era interessato un magnate di Singapore per realizzare un progetto immobiliare compreso il palasport per l'Umana Reyer. Brugnaro avrà la possibilità di far copia delle carte dell'inchiesta a suo carico solamente dopo il deposito degli atti, la procedura che fondamentalmente chiude la fase delle indagini preliminari, a meno che non ci sia poi una richiesta di archiviazione nel caso in cui gli inquirenti ritenessero che non sono emersi elementi sufficienti a sostenere un processo. Ogni privato cittadino ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma può il sindaco di Venezia rifiutarsi di fare chiarezza su un'indagine che presenta accuse di tale gravità? Erika Baldin, consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto, a chiederlo e a formulare dunque questa domanda. La scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, è il commento invece del segretario del PD veneziano Monica Sambo, non aiuta l'immagine di Venezia. Se estraneo ai fatti, il sindaco dovrebbe rispondere per ridare piena credibilità a una città che ormai l'ha persa. L'uomo travolto ieri mattina da un treno tra la stazione di San Donà e Fossalta di Piave stava inseguendo il suo cane, che era scappato. Non è stato un gesto volontario come poteva sembrare in un primo momento, ma l'uomo travolto dal treno lunedì mattina a Fossalta di Piave stava inseguendo il cane che gli era scappato. Si è messo a camminare troppo vicino ai binari, ma poi per il forte spostamento d'aria provocato dal passaggio del convoglio proveniente da Mestre diretto a Trieste è stato spinto e travolto a circa 1 chilometro dalla stazione di San Donà di Piave. I rilievi per capire la dinamica sono durati ore e solamente in tarda serata gli agenti sono riusciti a risalire all'identità dell'anziano, che sembra non avesse alcun documento con sé. Si tratta di un 81enne di origine albanese. Il cane è stato ritrovato vivo e affidato a un ente veterinario per provare a risalire alle informazioni del suo proprietario inizialmente attraverso il chip, ma ne era sprovvisto, così come del collare. Riportata al centro del dibattito politico nazionale dalla campagna, quella del terzo mandato, i presidenti di regione. Per Luca Zaia è una partita ancora aperta. Secondo il governatore del Veneto bisogna lasciare che siano i cittadini a scegliere, un tema di cui si occupa il sondaggio The Ring di questa sera. Quanto sta accadendo in Campania riapre la discussione sul terzo mandato a livello nazionale? Mi sembra oggettivo, la sta riaprendo visto considerato che se ne parla tutti i giorni. Con il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, Zaia ha spesso incrociato le spade in quella che per il Veneto è la madre di tutte le riforme, la legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Eppure oggi c'è un fil rouge che lega Venezia a Napoli, la possibilità del terzo mandato per i governatori. De Luca in realtà potrebbe assicurarselo con un escamotage. La Campania infatti non ha ancora recepito la legge del 2004 sul limite del secondo mandato. Facendolo ora, 20 anni dopo, il limite scatterebbe dalla sua entrata in vigore, azzerando di fatto i suoi 2 mandati precedenti. La Campania sta facendo un provvedimento di legge che noi abbiamo già fatto qualche anno fa, però è pur vero che la grande discussione oggi è sull'opportunità o meno. Ci sono i fondamentalisti del no al terzo mandato, io spero che restino tutta la vita fondamentalisti, saremo lì a controllarli. La volontà comunque di rispondere ai cittadini non lo chiedo io, basterebbe andare per strada in Veneto e si sente, i veneti vogliono poter scegliere, poter decidere, poi ognuno vota chi vuole. Zaia non esclude che se ne possa discutere con Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma proprio il leader azzurro Tajani ha ribadito il suo no al terzo mandato in una recente visita in Veneto, così come ha criticato la contrarietà di Zaia al progetto di una centrale nucleare
nucleare a Marghera. Dire che i governatori decidono la politica energetica è scritto nella legge, non è che serve che ce lo venga a dire qualcuno. Dove fare invece gli impianti, le centrali nucleari, lo decidiamo noi. È ovvio che noi dobbiamo difendere tutto quello che è l'insediamento di Marghera, l'occupazione e la transizione green, ma ci mancherebbe, nessuno vuole farci un prato. Dall'altro però diciamo che se tornassimo agli anni di Volpi di Misurata e partissimo oggi da quel punto zero, vorremmo vedere la laguna intonsa e non ci faremo mai un petrolchimico. Lo scontro con Tajani sul terzo mandato, sul nucleare a Marghera e sull'autonomia differenziata nel commercio estero hanno spinto l'assessore Roberto Marcato a dire durante la trasmissione Focus che ce n'era abbastanza per terminare l'alleanza in regione con Forza Italia. Noi stiamo governando bene qui in Veneto, nel senso che con loro abbiamo un buon rapporto nel centrodestra, dopodiché il vicepresidente Tajani fa anche il segretario di Forza Italia, quindi immagino che queste dichiarazioni non siano a nome del governo. 3 anni di lavori e le facciate della Basilica della Salute tornano a risplendere, le guardiamo insieme. La prossima sarà una festa della Madonna della Salute con una gioia e una buona notizia in più per i veneziani. A pochi giorni dalla festa del 21 novembre sono stati presentati questa mattina nella sede del Seminario Patriarcale a Venezia i risultati del restauro di tutte le facciate della Basilica, non solo quella principale, e dello straordinario recupero della biblioteca monumentale del Seminario, che ha ospitato l'incontro e dove sono custoditi oltre 30.000 libri cartacei. Il primo intervento importantissimo è stato quello di ripulire, restaurare e anche mettere in sicurezza la facciata della Salute, le parti lapidee. Poi si è allargata anche alla biblioteca che ci sta ospitando. E qui si sperimentano tecniche, metodiche, materiali che solo a Venezia hanno la possibilità di diventare occasione di studio, di ricerca. I restauri, molto delicati, sono iniziati nel 2021, un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro, in parte derivanti anche dal bonus facciate. Alla presentazione sono intervenuti anche Don Diego Sartorelli, direttore dell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, l'assessore Venturini e Anna Chiarelli della Sovrintendenza in rappresentanza del sovrintendente. Presente all'incontro il patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, che ha tracciato le sue conclusioni e a margine ha parlato anche della riorganizzazione delle parrocchie in centro storico. Ho chiesto che ci fosse un'estrema trasparenza e anche equità. La Basilica della Salute si affaccia sul bacino San Marco, è un bene che riguarda i veneziani, certamente la fede dei veneziani, ma anche il mondo. La bellezza italiana nel mondo è ancorata a questi luoghi, a questi spazi, quindi il compito di tutti collaborare per trovare le soluzioni migliori e le risorse per tenerli sempre belli, agli antichi splendori, e restaurarli e rinnovarli costantemente. Al cimitero di Campalto ora un episodio che ha appunto il cimitero come protagonista. Vediamo che cosa è accaduto. È andata a far visita al marito defunto nel cimitero di Campalto, ma nel momento in cui è arrivata all'altezza dell'oculo si è trovata di fronte la scala che solitamente viene utilizzata per raggiungere le lapidi più alte. Fin qui nulla di anomalo, se non che, quando ha deciso di spostarla per poter cambiare i fiori al marito, ha vissuto un momento da panico. Una voce cavernosa diceva «lasciala lì perché dopo mi serve». La donna è rimasta di sasso e incredula si è guardata intorno, ma era deserto. Lì per lì ha addirittura pensato si trattasse di un fenomeno soprannaturale. Poi però, alzando lo sguardo, si è accorta che da un loculo vuoto spuntava la testa di un senza tetto che evidentemente aveva scelto quel posto per ripararsi, ma voleva essere sicuro anche di poter scendere. Nessuna segnalazione è giunta all'amministrazione, che spiega. Ci sono controlli di tutti i tipi, quindi come questa persona abbia potuto essere presente senza che nessun custode, nessun operaio, quindi immaginate che poi nei giorni delle commemorazioni dei defunti anche la presenza del personale è molto più massiccia, come questo sia avvenuto non so darle una risposta. Zaccariotto evidenzia come negli ultimi anni e soprattutto alla luce di vari episodi anche di furti e vandalismi, in particolare nel cimitero di Campalto, siano stati messi in atto seri provvedimenti. I nostri cimiteri sono particolarmente attenzionati da parte dell'amministrazione comunale con ovviamente Veritas, e su questi abbiamo fatto moltissimi lavori proprio perché
siano dei luoghi dignitosi, accoglienti da parte dei familiari, tant'è che oggi noi diciamo di non avere più una situazione come era presente invece diversi anni fa di loculi, quasi 15.000 loculi distribuiti nei 16 cimiteri che erano intraclusi, quindi dove i familiari non potevano accedervi. Protocollo d'intesa siglato tra Regione e Guardia di Finanza per vigilare sull'utilizzo corretto dei fondi che arriveranno per la pesca. Un protocollo d'intesa tra Regione e Comando regionale della Guardia di Finanza per rafforzare la prevenzione e repressione di frodi, irregolarità e violazioni nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare vigilerà sull'uso corretto dei contributi statali e comunitari. Questi ultimi nella programmazione 2021-2027 ammontano a 46 milioni di euro. Spesso la tentazione può esserci di cercare di approfittare anche quando non si è perfettamente in regola per appunto poter beneficiare dei fondi pubblici. Come dicevo prima, molto frequenti sono i casi di frode e di truffa, insomma anche nel 2024 la Guardia di Finanza qui in Veneto ha segnalato e denunciato diverse centinaia di casi. La firma Venezia intende rappresentare un'ulteriore forma di tutela per un settore cruciale dell'economia veneta. Nel 2023 14.000 tonnellate di pescato, 40 milioni di euro di fatturato, 656 pescherecci attivi e oltre 8.000 occupati. Il controllo sì, perché ci è stato richiesto dalle associazioni dei pescatori, cioè queste attività ci sono state richieste dai pescatori, non ce le siamo inventate noi, siamo andati dai pescatori e abbiamo chiesto cosa serve? Beh, prima di tutto maggiore controllo. Il controllo deve avvenire su tutta la filiera, avendo come obiettivo principale non solo il principio di legalità, che nel mondo della pesca è un principio che alle volte va attenzionato in modo particolare, ma soprattutto la qualità del pescato che arriva sulle tavole dei consumatori, dei cittadini. Della durata di 3 anni rinnovabile, il protocollo prevede l'istituzione di una cabina di regia formata da rappresentanti di entrambe le parti con il compito di monitorare le attività e coordinare azioni congiunte. La richiesta di supporto, mettiamo così, di aiuto tecnico da parte della strada di categoria ci indica che probabilmente ci sono dei tentativi di infiltrazione. L'accordo consente anche a noi di individuare più rapidamente, non che non saremmo in grado di farlo, ma più rapidamente, più efficacemente coloro che vogliono invece approfittare in modo negativo di quelle che possono essere le pieghe del settore. Si intitola Cancellazione gratuita, la nuova sitcom al via su Antenna 3 a partire da questo venerdì alle ore 20:10. Protagonisti i due attori trevigiani Igor Barbazza e Davide Stefanato. Risate e divertimento con un format leggero, in onda appunto come dicevamo da venerdì questo. La sitcom vede protagonisti due attori nel ruolo di due fratelli impegnati nella gestione di un Airbnb. Eccolo qui. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di serata con Antenna 3.